Buona domenica, amiche e amici. Quarta domenica di Pasqua. Innanzitutto, benediciamo il Signore, lodiamo il Signore, rendiamo grazie a Dio che ci ha donato una splendida immagine di pastore, di nuovo pastore della Chiesa universale. Dopo Papa Francesco abbiamo l'opportunità davvero molto interessante di camminare insieme con Papa Leone XIV. E dico, bella immagine di pastore della Chiesa universale, e non ho usato casualmente questa espressione perché la quarta domenica di Pasqua viene sempre chiamata la domenica del buon pastore. Infatti c'è sempre un brano del Vangelo che allude a questa immagine riferita a Cristo, anzi è Gesù che si presenta così. E normalmente questo discorso di Gesù che si presenta come il buon pastore lo si trova nel capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, è sempre lì. In questa domenica quarta di Pasqua dell'anno C, siamo al capitolo 10 del Vangelo di Giovanni e i versetti sono pochissimi, versetti 27 e 30, si tratta proprio di 3 righe, dove Gesù dice: le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Ecco. In pochissimi secondi vi ho letto tutto il brano del Vangelo previsto dalla liturgia in questa domenica. Cosa possiamo sottolineare? Nel Vangelo di Giovanni Gesù si presenta dicendo: io sono il buon pastore. Ma se dovessimo tradurre alla lettera le parole di Gesù, Gesù dice: io sono il pastore, virgola, quello bello, il pastore bello. E in cosa consiste la bellezza di questo pastore? La bellezza di questo pastore sta proprio nella sua capacità di entrare in relazione, in un rapporto di amore autentico, profondo, totale, gratuito, senza riserve, nei confronti delle pecore. È la qualità del suo amore che dice la qualità della bellezza di questo pastore. Anche perché sappiamo che laddove manca l'amore, manca qualsiasi opportunità di bellezza. La vita umana perde la bellezza e diventa un'esperienza brutale, che è l'esatto contrario della bellezza, la brutalità, no? Allora, mi viene da ricordare proprio l'inizio del libro dell'Esodo, al capitolo 1, quando si dice che gli egiziani trattarono il popolo degli ebrei, lo trattarono con durezza, maltrattandolo, no? Costringendolo ad una schiavitù particolarmente dura. Li trattarono davvero con durezza e si sottolinea questa espressione della durezza, ma certi commentatori preferirebbero tradurre con brutalità. Una schiavitù brutale, disumana, priva di qualsiasi bellezza perché priva di qualsiasi rispetto. Priva ovviamente di qualsiasi forma di amore umano. Ed è lì che Dio interviene. Dio interviene perché di fronte alla brutalità, a ciò che si contrappone alla bellezza del suo progetto, che è un progetto di pace, come ci ha ricordato Leone XIV appena si è affacciato per la prima volta dal grande balcone, è questo, no? È questa la bellezza è la pace che Cristo ci offre proprio attraverso
la parola del Vangelo attraverso il suo stile, attraverso il suo essere, che è un essere per gli altri. Io do loro la vita eterna, io dono la mia vita. Il pastore è bello, è bellezza perché dona la sua vita, perché ama, e in questo modo lui produce la pace, anzi è un amore folle, perché il pastore diventa addirittura agnello, agnello sacrificale, agnello immolato, ce lo dice il libro dell'Apocalisse. Il pastore diventa agnello immolato. Allora qui si capisce come mai Gesù parla del Padre, cioè di Dio, in termini di grandezza. Cosa vuol dire che il Padre è più grande di tutti? La grandezza di Dio va sempre colta in questa logica del Vangelo, che è una logica folle, è una logica contraddittoria secondo la mentalità del mondo, è una logica paradossale. Perché? Perché Dio è più grande nel momento in cui diventa il più piccolo, perché si fa uomo. È la kenosis, cioè lo svuotamento e l'abbassamento, il rimpicciolimento di Dio attraverso la storia di Gesù, che è il figlio che diventa servo, è il maestro che diventa colui che lava i piedi, è il pastore che si abbassa a diventare agnello. Questa è la grandezza di Dio, è un cammino di abbassamento, ma questo abbassamento, che è l'esatto contrario di ciò che accade in Egitto, dove io schiaccio e abbasso gli altri, in Dio invece diventa l'abbassare me stesso allo scopo di promuovere gli altri. Questo è l'amore, questo è dare la vita, questo è ciò che fa un genitore, questo significa generare, questo significa bellezza. Buona domenica del Buon Pastore e camminiamo insieme con il nostro Pastore.